Bagheria, palazzetto dedicato alla memoria del giudice dalla chiesa della moglie Manuela Setti Carraro, quindi dal Pala dalla chiesa Setti Carraro di Palermo, di Bagheria, a pochi passi da Palermo. Bentrovati a questo incontro valido per il primo turno di Coppa Divisione. Di fronte il Real Termini Recogest e il Città di Palermo. Subito un antipasto di quella che sarà la lunga e intensa stagione della Serie B, una stagione che vivremo direttamente anche con le telecamere di Sportifili, grazie a tutti quelli che ci stanno dando la possibilità di mostrarvi questo incontro, quindi nello specifico che ha affidato a noi la produzione multimediale degli incontri della squadra, affidata alla guida tecnica di Giuseppe Lapito, ovviamente con l'ausilio di Gianluca Isgro, un'istituzione del calcio a 5 palermitana, siciliana, e che adesso ci consentirà di mostrare in live quelle che sono le imprese in campo a partire da questo primo turno di Coppa Divisione, che oppone agli uomini oggi in maglia blu e calzoncini bianchi il Città di Palermo, squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene nella Coppa di Serie B, arrivando anche ad un passo dalle finali nazionali, e squadra che ovviamente viene per recitare un ruolo da protagonista. Ricordiamo che come sempre nel calcio a 5 nazionale si gioca su due tranche da 20 minuti. Due frazioni da 20 minuti ciascuno. Primo pallone che verrà messo probabilmente a disposizione del Real Termini. C'è Gianmario Fuschi in possesso. Il pallone a disposizione di Gianmario Fuschi del Real Termini. A breve andremo anche con i quintetti in campo. Partita tutta da seguire con particolare attenzione, quella del Pala dalla chiesa Setti Carraro, con le squadre pronte a darsi battaglia per la conquista del passaggio del primo turno. Il primo pallone a disposizione del Real Termini, che lo gira il numero 8 Assunção Paesano, promozione importante per lui, che l'anno scorso ha giocato nel Mazzara in Serie C1 e che oggi fa il battesimo nel campionato nazionale. Qui subito la giocata tentata da Fuschi, chiuso in fallo laterale. Possesso per il Real Termini con lo stesso Paesano che serve Lucchese, ancora senza che bene incontro nuovamente per Lucchese. Paesano gira palla Fuschi nuovamente dal suo numero 8 la Lucchese, infine a chiudere le rotazioni pensa a Mushin, che viene però fermato. Allora attenzione a Di Maria, prima uscita palla al piede del Città di Palermo con nuovo tentativo da parte di Arriasa, fermato però. Palla dal capo Gianmario Fuschi, un altro veterano del futsal palermitano e regionale, Lucchese. Cerca la giocata sulla sinistra, Mushin fermato, poi Fuschi! Porta in vantaggio il Real Termini, passato 1 minuto e 29 secondi dall'inizio della partita.
Dorio Fuschi, avanti Real Termini, riprende con il giro palla del Città di Palermo. Si perde fuori, allora è rimessa. 2 minuti e 9 secondi con la volta in grafica, tempo effettivo di 20 minuti. Intanto attenzione all'altra parte, Mucci a giocarla, si riparte dal fondo, si riparte però da un calcio d'angolo in favore del Real Termini, che ha iniziato bene questo primo approccio alla categoria. Ricordiamo, una delle squadre iscritte campionato di Serie B. Quindi palla persa intanto da Dorio, da Dorio, non da Dorio. 2 minuti e 22. Qui la giocata per Fuschi, prova a girarsi, il tocco indietro. Paesano, la suolata per Lucchese, poi Mushin per Fuschi. Si ricomincia da Alba, confermatissimo portiere della scorsa stagione trionfale in Serie C1. Recupera palla Lucchese. Lucchese pressato da Di Maria, resiste con carica, c'è fischio. Minuti e 49. C'è un calcio di punizione per il Real Termini, che attacca l'altra parte con Mushin fermato, Arriasa, poi c'è il posto di Rizzo, non riesce a fare in campo Dorio, altra palla persa al Città di Palermo, che sembra piuttosto in difficoltà. Gestisce con dall'area che appena è entrato in campo, la parata da parte di Mazzola. Rizzo, Arriassa, la palla per Marco Di Maria, uno che su questo parquet ha fatto vedere cose importanti in carriera. Bartolo Rizzo, Dorio, terza annata per lui, questione per tanti altri giocatori. Intanto attenzione al recupero palla da parte di Dell'Aria, che riesce a scaricare per Mushin, c'è il fischio, c'è il fallo. Secondo fallo commesso dalla Città di Palermo in questi primi 3 minuti e 36 secondi. Sul pallone Mushin, uno schema per far muovere il pallone verso Fuschi. Ancora Mushin prova ad arrivare, anzi gli dà una mano dall'aria, Dell'Aria, con la palla che esce, con il capitano Andrea Dell'Aria, classe 95, non il più anziano, ma sicuramente il più anziano in gradi per la squadra guidata da Peppe Labita. Qui Lucchese fermato, altra rimessa. Anticipo qui. Con Rizzo. Arriasa. Dorio. Di Maria, atteso da Paesano, riesce a scaricarla per Dorio. Dorio finta il tiro, poi viene forse sgambettato da Dell'Aria, protesta in maniera pacata ma sempre protesta per il numero 4 Rizzo. Eccolo Dorio, palla sotto, riesce Arriasa a girarsi, l'uscita
di D'Alba, tutto regolare per l'arbitro. Allora si continua a giocare perché c'è un 3 contro 2 per il Real Termini. La palla sul secondo palo e c'è l'errore da parte di Dell'Aria e la palla che si è persa fuori, mentre c'è da valutare la situazione di Arriasa. 4:45, Arriasa giù nel contatto. Si riprende con calcio di punizione. Attenzione alla ripartenza, Lucchese se ne va, Lucchese, la respinta di Mazzola e poi la palla che viene allungata, un tentativo di uscita palla al piede che non riesce. La città di Palermo con Napoli che è appena entrato in campo. Fallo laterale per con Rizzo il tiro, in qualche modo D'Alba anche un calcio d'angolo. La battuta per Dorio, deviazione, la palla che si perde fuori ad un passo dal gol. Il Città di Palermo con questa combinazione che poteva armare il tap-in sotto porta, mentre qui attenzione al pressing, all'uscita di D'Alba sui piedi del numero 23 in maglia rosa-nero, si tratta di Sposito. Mushin allarga per Dell'Aria, lo scontro con Sposito, poi la palla servita, il colpo di tacco che non va di Mushin, di Dell'Aria, giallo per lui, primo ammonito della partita, tutto primo fallo del Real Termini. Ma soprattutto calcio di punizione per il Città di Palermo che sta crescendo nel passare dei minuti. La battuta del calcio di punizione affidata a Dorio che cerca la porta, D'Alba la mette in calcio d'angolo. Sul pallone va Bartolo Rizzo, aspettato anche da lui in questa stagione. Qui intanto attenzione al tiro deviato di Napoli, altro corner per il Città di Palermo che sta provando a salire e di pericolosità. La battuta dell'angolo a cercare Rizzo, tiro di Rizzo dal balcone, si rifugia in calcio d'angolo. Qui l'angolo che viene intercettato da Fuschi, fermato subito il tiro di Dorio. Di D'Alba dal fondo, Paesano, Lucchese viene incontro Mushin, anzi viene incontro Dell'Aria. Mushin è uscito per fare di nuovo posto a Gianmario Fuschi. Giro palla del Real Termini con Paesano, Lucchese lungolinea, la giocata su Dell'Aria, poi Lucchese ancora affrontato, resiste con la carica, si gioca, la palla viene messa fuori perché è rimasto giù Vincenzo Lucchese. Tanto cambia mister Marco Cappello con l'uscita di Rizzo, l'ingresso di Alberto De Lisi, ritorno per lui.
al Città di Palermo. L'anno scorso ha giocato in C1 con la maglia del San Vitolo Capo. Intanto la palla recuperata, l'arbitro fischia. Calcio di punizione per il Città di Palermo. Il secondo fischio contro la squadra che conduce nel punteggio, come vedete, per 1-0. Qui c'è il tentativo intercettato, poi ancora palla che prova ad arrivare dalle parti di Napoli, ancora si lotta, recupera Fuschi con la sua esperienza. De Lisi sul fondo, chiedeva una deviazione di Dalba, il numero 6 della squadra ospite, della squadra palermitana. Qui intanto la fuga di Lucchese sulla destra, prova ad andare via, resiste ad una carica, poi arriva ancora lo stesso De Lisi che appoggia, allora può provare a ripartire il Città di Palermo con Benny Napoli. Esposito, inseguito da Dell'Aria, riesce a girarsi, la palla ritorna a Napoli, poi ancora Esposito che riceve da De Lisi, prova a passare per centrali, il tiro sul fondo, ci ha provato Esposito, mentre c'è il debutto in partita, c'è il debutto in maglia Città di Palermo anche per Salghero, che gioca con la maglia numero 11. Qui intanto la palla che si perde in fallo laterale. Fuschi la tiene in mezzo a due, non c'è nulla secondo l'arbitro se non un fallo laterale in favore del Città di Palermo, che rimette subito in gioco il pallone proprio con Salghero. Napoli per De Lisi, ha cambiato completamente il quintetto. De Lisi però a passare in mezzo a due, c'è forse il fallo, sì. C'è il fallo. E il calcio di punizione per il Città di Palermo, terzo fallo. Napoli sul fondo. Qui la palla va fuori, c'è una rimessa per il Città di Palermo che pressa bene con Alberto De Lisi. Salghero prende il centro, viene fermato, fallo d'esperienza subito da Gianmario Fuschi. Intanto torna Dorio, torna Riasa, giallo per Salghero. Nell'interpretazione arbitrale intervento da cartellino per il giocatore spagnolo. Salghero classe 2002, quindi anche un under che male non fa. Intanto attenzione, la Città di Palermo che recupera un altro pallone. Dorio gioca con De Lisi vicino, poi intercetta Mushin. Sarà rimessa in zona d'attacco per il Città di Palermo. Città di Palermo che da una decina di minuti non netti, ovviamente, visto che non siamo neanche a 9 giocati netti. Stava cercando di imprimere il suo ritmo. Anche le proteste di Dorio, che poi va al tiro, blocca Dalba, che
voleva andare subito da Fuschi, preferisce andare da Lucchese. La palla lunga di Paesano, Fuschi non la tiene. Ci avviciniamo allo scadere del 9° minuto di questi primi 20. Arriasa che è tornato in campo. Delisi per Dorio. Ancora lo scambio con Napoli coinvolto nell'azione. Delisi prova a prendere il centro, viene affrontato senza fallo. Fuschi contro Dorio. Bel duello questo, lo vince il numero 4 della squadra rosanero. Poi Napoli si trascina il pallone oltre la linea laterale. Tanto torna Dell'Aria. Per sistemare il punto di battuta, intanto debutta Accetta nel Città di Palermo, maglia 17, intanto gran palla di Dell'Aria per Paesano. Paesano, Mazzola! Ma qui gran parte del merito a Dell'Aria con un pallone strepitoso, con la scucchiaiata incrocia Assunzao Paesano, non perfetto Mazzola, ma quel che conta di più è che cambia di nuovo il punteggio palla dalla Chiesa Setti Carraro, 2-0 per il Real Termini, che capitalizza al massimo dopo un periodo di grande sofferenza. Qui intanto ancora la palla dentro per Dell'Aria, che questa volta esagera e rischia di innescare anche la ripartenza del Città di Palermo con Rizzo, spalle alla porta, raddoppiato, Muscin gli sradica il pallone, esiste anche una trattenuta, l'arbitro alla fine fischia. È il quarto fallo per il quintetto rosanero. Ricordiamo come sempre in tutte le categorie del calcio a 5 al quinto fallo si va in bonus, rischio tiro libero, mentre se n'è andata a metà della prima frazione. Il punteggio lo vedete, 2-0 per la squadra di casa, gol di Fuschi e di Paesano. Due volti nuovi a segno subito per il sodalizio termitano, che qui si difende. Accetta, Dorio cerca la palla sul secondo palo che non arriva, si insiste con Arriasa al tiro, ribattuto, fallo laterale, Città di Palermo. Time out chiesto dalla panchina rosanero sul punteggio di 2-0. 10:32 giocati, decidono per ora Fuschi e Paesano. Terminato il minuto di sospensione chiesto dalla panchina del Città di Palermo, siamo appena oltre la soglia di metà prima frazione, il punteggio è di 2-0 per il Real Termini in questa gara di Coppa Divisione primo turno. Qui diagonale di Arriasa fuori misura, ora si riparte con Assunzao che rimette in gioco il pallone. Dell'Aria, riferimento avanzato, tunnel su Dorio, Dell'Aria rimontato da Accetta che la mette in calcio
questa porzione di partita che lo sta vedendo impegnato. Qui recupera Arriasa, ma recupera stavolta Lucchese, fermato poi da Dorio, si lotta Arriasa, si continua a giocare, si era accusato forse del fallo Lucchese. So che il direttore di gara non ha visto gli estremi per un fallo, deve aver pensato che Lucchese si è scusato più per timore di aver fatto male all'avversario che non per un reale per accusarsi del fallo, e quindi nulla da segnalare, niente quarto fallo per il momento per il Real Termini. 4 li ha già commessi il Città di Palermo, che riparte con Dorio, Rizzo affrontato e fermato da Paesano. Buona personalità del brasiliano che qui cerca la palla dentro, ma è bravo a intervenire. Rizzo in ripiegamento, palla intanto dentro, ma senza problemi. Dovrebbe innescare subito i compagni, ma deve accontentarsi, ed è un bello accontentarsi nell'impostazione di Dorio. Arriasa per Rizzo, Dorio ancora, cambia fronte, va da Accetta, serie di finte, poi prova ad andare in doppio passo. La palla però è finita fuori, così come è finita fuori questa, controllata male da Mushin, chiude Dorio. Palla laterale per il Real Termini. Paesano. Paesano fa passare Dorio, questa volta prende il tempo a dell'aria. Rizzo, Arriasa, accetta, prova ad andare in velocità, lo chiude in angolo. Mushin cerca qui la veloce il Città di Palermo, conclusione fuori. Riparte invece da vicino D'Alba, scambio tra Paesano e Lucchese, poi palla in avanti, troppo lunga per trovare dell'aria. Dorio, lungolinea da Arriasa, affrontato da Paesano, l'arbitro questa volta fischia contro il numero 8 in maglia blu, e allora punizione, e allora quarto fallo per Real Termini, 4 falli a testa. Punizione per Arriasa, fischia l'arbitro. Arriasa la gioca, ma è stato un contatto lontano dalla palla, e quindi intanto quinto fallo commesso dal Città di Palermo, che adesso deve stare attento, perché ogni fischio contrario sarà meritevole di tiro libero. Dell'aria, Lucchese per Paesano, ancora Lucchese e ancora il numero 8 che scambia col 10, che non arriva sul pallone Paesano. Rizzo, c'è il tentativo parato da D'Alba. L'angolo con Rizzo che cerca di liberarsi contro Lucchese, spazi angusti, e ora si ricomincia da Marco Di Maria, che è lì con Dorio e riceve. Arriasa, tocco per Rizzo, cerca il pallone di ritorno, poi si accontenta del fallo laterale dopo la ribattuta
Di Maria, Rizzo si gira, Rizzo fa male, era una grande opportunità questa. Allora che però si è spento fuori, allora D'Alba al termine cinico, se vogliamo utilizzare un termine, sta letteralmente sfruttando al meglio le occasioni avute. Rizzo, Di Maria, sterza Di Maria, finta il tiro, si porta fronte alla porta. Rizzo finge il blocco Di Maria, poi allarga per Arriasa Rizzo. Eccolo il blocco di Rizzo, Arriasa sinistro! Adesso la panchina del Real Termini a 6 dalla fine del primo tempo. Terminato il minuto di sospensione chiesto dal Real Termini, che è avanti un solo gol per il momento, 2-1, ma diciamo che è meritato il gol per il Città di Palermo, che ha insistito. In ogni caso Arriasa per il Città di Palermo, Di Maria. Di Maria guarda ancora la porta nel time out. Isgro ha detto ai suoi giocatori: ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso quello che non dovevamo concedere, ovvero sia conclusioni, e dunque il gol. Rizzo sull'uscita da parte di Rizzo e l'uscita di D'Alba. Dorio che calcia addosso ad Alba, il quale rimane pietrificato sul suo primo palo. Mushin, Paesano, vediamo se si scuote Real Termini, che in effetti ha concesso tanto, e qui sfiora la rete con Paesano. Dorio, il pressing di Lucchese che recupera palla. Di Maria evita di spendere il fallo perché manderebbe al tiro libero gli avversari. Alla fine recupera il pallone Di Maria. Dorio se la alza e allontana. Rizzo controlla nonostante la spintarella di Paesano non vista. Rizzo ancora la giocata. Arriasa evita il contrasto, poi dell'aria recupera con i tentacoli sul pallone il capitano del Real Termini. Manca, ricordo, anche il capitano del Città di Palermo, ovvero sia Marco Torcivia, oggi sostituito nei gradi Dorio, mentre qui dell'aria va giù, si è fatto male.
giocatore del Real Termini. Quindi dell'Aria chiedeva l'intervento per asciugare la parte di parquet in cui è andato per le terre, direttore di gara che invece ha lasciato riprendere il gioco con il Città di Palermo in possesso. Salguero, Di Maria sbatte su dell'Aria che poi ci mette un attimo di troppo a ripartire. Rizzo, guarda la porta, Rizzo ci prova, palla fuori. D'Alba che può andare al rinvio, qui cerca la giocata Paesano, c'è il fischio e c'è il tiro libero in favore del Real Termini che può andare alla conclusione dal dischetto. 3:43 da giocare nel primo tempo. Sul pallone c'è Mushin. È andato a prendersi il pallone, glielo cede Fuschi. Qualche suggerimento anche da parte del vecchio lupo di mare. Attenzione con Mushin che prende una lunga rincorsa, lo aspetta Mazzola, c'è il fischio dell'arbitro. Mushin del 3-1 porta di nuovo sul +2 il Real Termini, segna anche l'altro volto nuovo, ovvero sia Bohu Shitui Mushin. Il gol del 3-1, partita che cambia nuovamente volto. 3:35 da giocare nel primo tempo, come vedete. Punteggio che premia la squadra di Sgro e Labita, mentre intanto il tiro di Napoli che si perde fuori. Fuschi, Paesano prova a passare, il passaggio viene deviato, laterale per il Città di Palermo. Napoli cerca l'anticipo Paesano e lo trova, poi Fuschi prova ad allungare la falcata contro Di Maria, uscita da parte di Mazzola. Salguero la tiene sottosola contro Mushin, poi appoggia a Marco Di Maria. Le chiamate, le urlate da parte di D'Alba ai suoi compagni. Di Maria contro Fuschi, non passa, poi prova a passare anche Paesano, reclama non fallo di mano i giocatori del Città di Palermo, sarebbe stato il quinto fallo contro il Real Termini, così non è stato, secondo il direttore di gara che anzi accorda la rimessa poi al quintetto in maglia blu che poi perde palla con Paesano. Si reclama anche dall'altra parte un contatto falloso su Giovanni Assunto Paesano, neanche in questo caso il direttore di gara va d'accordo con i giocatori in campo. Qui intanto a Salguero, deviato da Paesano, calcio d'angolo Città di Palermo. (2:23 da giocare. Di Maria prova a passare, viene fermato, la palla rimane lì, poi ne esce Lucchese che cerca di scappare in contropiede. Lucchese contro Salguero lo evita, Lucchese sull'uscita di Mazzola per il salvataggio, ancora Lucchese, la palla rimane lì fronte alla porta, Lucchese respinto e alla fine Mazzola che la fa sua e rilancia, ma c'è l'intervento del solito Assunzao Paesano, tanto giallo per Vincenzo Lucchese.
direttore di gara che a quanto pare ha ammonito Lucchese perché avrebbe allontanato il pallone sull'uscita sulla laterale. Sembrava evidente invece la volontà da parte del giocatore del Real Termini di mantenere la sfera in campo. Attenzione però dall'altra parte, Di Maria si continua a giocare, D'Alba in anticipo su Sposito, allora attenzione a Mushin, sulla stessa banda c'è Paesano, visto è servito Paesano per farla passare, se la passa dal fondo, Paesano l'ha toccata quando la sfera era ancora all'interno del rettangolo di gioco. Qui Salguero passa, è finito, protesta il numero 11, classe 2002. Fuschi, Lucchese, controllo, arrischiato qui Sposito, mentre sono iniziati gli ultimi 90 secondi di questo intenso primo tempo. 3-1 per il momento per il Real Termini, fallo laterale per la squadra ospite che è sotto di 2 gol a 1-16 alla fine della prima frazione. Salguero, Di Maria, c'è il blocco di Napoli, va ancora Di Maria in possesso, Salguero viene fermato, Mushin la tiene, serie di finte, poi Lucchese, Paesano, Mushin passa Lucchese per cercare di andare via, ancora Lucchese resiste ad una carica, allunga la falcata, evita Salguero, coperto con Mazzola, Lucchese dimentica il pallone, graziato ancora una volta il Città di Palermo, che adesso può riaffacciarsi in avanti con Salguero, cerca l'imbucata, non la trova, allora Mushin passa su Di Maria che lo ferma senza commettere fallo, Lucchese resiste, poi ferma il gioco, un cartellino giallo per Marco Di Maria. E c'è un tiro libero per il Real Termini, quindi ravvisata irregolarità vista dal secondo arbitro da parte di Marco Di Maria. E allora attenzione non c'è tiro libero, il direttore di gara che ha semplicemente ravvisato l'irregolarità. Palla da scodellare, era a disposizione del gioco con Isgro che gioca questi ultimi secondi, qui sbaglia il tocco regalando questi ultimi 11 secondi di possesso palla al Città di Palermo. Arriasa, tocco per Di Maria che la controlla in qualche modo, Arriasa ancora, fronte alla porta, 3 secondi, tiro respinto, inizia qui la prima frazione sul punteggio di Real Termini 3, Città di Palermo 1, un primo tempo in cui la squadra di Labita e Isgro ha capitalizzato al massimo le occasioni avute, tanta costruzione ma anche tanti errori per gli uomini guidati da mister Marco Cappello. Noi ci fermiamo per quello che è il primo tempo qui dalla Chiesa Setti Carraro. Restate con noi, intanto andiamo a scorrimento qualche immagine di alcuni nostri contenuti targati Sportisili
in modo da allietarvi l'attesa per il secondo tempo di Real Termini Città di Palermo. Restate con noi. Si alza il sipario sul girone B del campionato di promozione siciliana e si parte dal rinnovato comunale di Collesano. Si affrontano il Lascari Cefalù e la Polisportiva Gioiosa. Mettetevi comodi perché si tratta di una partita che fino alla fine regalerà emozioni, spettacolo e anche qualche polemica, ma si parte con un calcio di punizione in favore della Lascari Cefalù con questo tentativo a giro sopra la barriera da Gatti e Bravo a smanacciare fuori. All'8° minuto però passa a condurre la squadra ospite. Ottimo calcio d'angolo, ottimo stacco aereo da parte di Biondo, sfera che si insacca alle spalle di Fiducia e vantaggio per la squadra di mister Catalfamo, che qui deve difendersi dopo una brutta palla persa in fase di disimpegno. La palla arriva sul secondo palo, è bravo però Dagati a difendere il suo specchio e a mettere con i piedi in calcio d'angolo. Insiste però la formazione guidata da Ferdinando Zappavigna con questo tentativo e la palla che esce attraversando letteralmente tutto lo specchio della porta. Doppia chance per i padroni di casa, ma al quarto d'ora colpisce ancora una volta la Polisportiva Gioiosa. Qui c'è il palo colpito ancora una volta da Biondo. L'azione prosegue sul secondo palo, sul cross c'è Tranchita che fa 2-0, che batte ancora Fiducia e mette ulteriormente in discesa la partita per la compagine Amaranto guidata da mister Catalfamo, che al quarto d'ora è sullo 0-2. Ma non è finita qui, perché insiste ancora la Polisportiva Gioiosa qui con questo tentativo e palla che si insacca ancora una volta a minuto 21 e ancora Tranchita a gonfiare la rete dei padroni di casa. E notte fonda per il Lascari Cefalù, che dopo 21 minuti è sotto in casa al debutto per 3-0. Insiste però, cerca di reagire la formazione di mister Zappavigna, che qui ottiene un calcio d'angolo dopo una conclusione respinta fuori da Dagati. Poco più avanti ci prova su calcio di punizione anche la Polisportiva Gioiosa con un tiro che però si spegne ben sopra la traversa. Qui però la rete dell'1-3, il palo colpito da Sferruzza, ben imbeccato dai compagni. Per Sferruzza è il più rapido, il più lesto sul tap-in. Si riapre la partita al comunale di Collesano e 1-3. Qui ancora Lascari Cefalù che attacca con questo tiro cross che si spegne fuori. Sarà calcio d'angolo dopo la deviazione, ma ancora opportunità per la formazione in maglia bianca. Qui conclusione un po' lenta, debole, ben controllata dal portiere Dagati. Si chiude la prima frazione con un altro tentativo. Qui la palla gol è importante, ma viene clamorosamente fallita e si salva la Polisportiva Gioiosa proprio poco prima del gong di metà gara. E 1-3 all'intervallo tra Lascari Cefalù e Polisportiva Gioiosa. Con le nostre immagini veniamo al secondo tempo e così come nella prima frazione l'inizio è da incubo per il Lascari Cefalù ed è da sogno per la Polisportiva Gioiosa. Fallo in area sui sviluppi di un calcio piazzato dopo un paio di giri di lancette e calcio di rigore per la squadra di mister Catalfamo. Dal dischetto si presenta ancora una volta Tranchita che batte Fiducia, fa 1-4, fa tripletta personale e la sensazione è che scorrano già i titoli di coda sul match, anche perché la Polisportiva Gioiosa approfitta di un Lascari Cefalù che si spinge in avanti alla disperata ricerca di una rimonta che sarebbe clamorosa. Qui Fiducia è bravo, è costretto agli straordinari per respingere. Poi però dall'altra parte un'azione insistita da parte del Lascari che si libera per la conclusione. La palla esce non di molto con Dagati che però controlla. Al minuto 66 però arriva la rete che riapre l'incontro. Ci pensa Sferruzza a trovare la doppietta personale e soprattutto a restituire un po' di ossigeno ai suoi, a mister Zappavigna e al pubblico accorso al comunale di Collesano. 2-4 dunque, insiste il Lascari Cefalù che trova anche la rete del 3-4, minuto 78, Ribaudo si arrampica letteralmente e con la sua qualità, con la sua esperienza trova la rete che porta a 12 minuti dalla fine le squadre ad un solo gol di distacco. Lascari Cefalù che a questo punto ci crede, Polisportiva Gioiosa che non ha più le energie per opporsi. Altra azione, altro colpo di testa di Sferruzza con la palla che si perde oltre la linea di fondo, ma al minuto 84 arriva il momento della gioia, il momento dell'esplosione per il pubblico del comunale di Collesano. Ci pensa Abate, 84esimo, 4 pari, rimonta completata, aggancio riuscito
per la squadra di mister Zappavigna, che adesso avrebbe anche 6 minuti più recupero per cercare il clamoroso sorpasso e chiudere in bellezza la partita. Veniamo al pieno recupero, veniamo al terzo dei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, perché c'è una scorribanda sulla destra. L'intervento all'interno dell'area di rigore reclamano il penalty giocatori e panchina dell'Ascari Cefalù. Sarà però calcio d'angolo e sarà questa l'ultima occasione, perché il direttore di gara emetterà 3 fischi dopo 6 minuti e mezzo di recupero, anche qualche protesta per la mancata prosecuzione dell'azione, ma si conclude un bellissimo Lascari Cefalù Polisportiva Gioiosa 4 pari. E da Sportisil è tutto, alla prossima! Cerniglia che poi aiuta Morana a liberare la minaccia. Matera prova a far partire Lucera in vantaggio omaggio. Lucera però allunga la falcata! E il gol di Lucera è il vantaggio della Don Carlo Misilmeri. Ottima la combinazione sull'asse Matera-Lucera. Si sblocca la partita in favore degli ospiti e situazione di punteggio che cambia ancora più pesantemente anche in ottica doppio confronto, perché come vedete adesso il punteggio è di 4-1. L'ottima diagonale di Di Maggio e poi il tentativo con il cross di Lucera per Secan, la palla che si perde fuori. Tanto c'è la battuta della punizione verso l'area, secondo palo, Messina tocca. Non tocca più nessun altro, si parte dal fondo del centro, scarica sul Matera, sul bello anche fallo. Matera allarga su Lucera ed è 1 contro 1 con Colley. Questa volta però va al cross, secca! È il 2-0 della Don Carlo Misilmeri. Ancora una volta protagonista Raimondo Lucera, questa volta con l'assist per Mario Secan. E la rete dello 0-2 che amplia la forbice tra le due squadre. Finalizzatori fin qui della Don Carlo, tutti e 3 attaccanti hanno partecipato alle reti messe a segno oggi. Qui intanto l'avanzata di Morana che guarda la porta, conclusione sul fondo, non di molto. Anche il doppio confronto della Coppa dello scorso anno, ma lo ricordo più avanti perché c'è Matera fronte alla porta. Matera riesce a passare sul primo, ancora Matera tiene botta, tiro deviato, para Sisei. Il numero 10 della Don Carlo, Cerniglia con il cross, Secan, colpo di testa alto, ma altro tentativo, il terzo in 4 minuti per la Don Carlo. Colley passa al centro, Messina evita l'intervento di Costantino e allarga dalle parti di Sannasardo. Il cross di Sannasardo, secondo palo, il colpo di testa al lato di Barone. Prima vera palla gol della partita per l'Oratorio. E allora attenzione a Ciancimino contro Giuliano, serie di finte, Giuliano non perde le distanze, per ancora la triangolazione che si chiude da Agostino, Zummo poi riesce anche a salvarla, doppio salvataggio pazzesco di Alessio Zummo. Un cambio invece per mister Tarantino, vedremo se attingerà dalla panchina. Occhio al calcio di punizione con la battuta di Mustacciolo, Zummo in calcio d'angolo, ancora Alessio Zummo a volare. Controllo di Rama, ancora Rama, tocco per Colley, Colley col sinistro deviato, diventa ancora buono per Rama, l'intervento di Zummo a dire di no. Concialdi vuole il pallone sui piedi da regista. Qui intanto rosso per Maggio, rosso per Maggio. La melodia mette a distanza gli uomini e poi fischia. Parte Concialdi sul fondo, appoggio sbagliato persino, può uscire palla al piede Mustacciolo evita tutti, Mustacciolo era di rigore, Mustacciolo sul fondo, Concialdi dentro, Balistreri a vuoto, poi può rimetterla, anzi no perché viene anticipato, c'è Concialdi, cross deviato sul palo. Poi Secan se la sistema per la rovesciata che diventa buona, Balistreri e la rete del 3-0, il gol di Pietro Balistreri, la prima firma dell'attaccante palermitano con la sua nuova maglia e anche la rete
che porta sul 6-1 il punteggio generale di questo duello, e Don Carlo che chiude in trionfo. Fa riprendere il gioco il direttore di gara, siamo ormai a ridosso, anzi in realtà è scaduto il terzo minuto di recupero. Signor Melodia se ne avvede e fischia 3 volte. Finisce in trionfo per la Don Carlo Misilmeri questo primo turno della Coppa Italia di eccellenza, battuto l'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marinò col punteggio di 3-0 in virtù dei gol di Lucera e di Secan nel primo tempo, e poi la prima firma in mai. Torniamo live dalla Chiesa Setti Carraro, secondo tempo che inizia in questo istante con il punteggio che vedete di 3-1 per il Real Termini sul Città di Palermo. Amici di Sportifili, ben ritrovati qui da Bagheria per la gara del primo turno di Coppa Divisione, ricordo gara secca per il passaggio al turno successivo. Ricordo che appunto la prima frazione si è conclusa con il punteggio di 3-1 in favore degli uomini guidati dalla scoppiata Isgro Labita. Tentativo intanto, palla che si perde fuori. Sarà un Città di Palermo a dir poco garibaldino quello che scenderà in campo in questo secondo tempo. Intanto riassumiamo i quintetti con la presenza in porta di Dalba per il Real Termini, poi Fuschi con la maglia numero 9, Cirrincione con la maglia numero 22, primo scampolo di gara per lui, Mushin con la maglia numero 7, infine Pesano con il numero 8. Attenzione intanto a Rizzo, fuori Rizzo che compone il quintetto del Città di Palermo insieme con il numero 8 con il numero 4 Dorio, con il numero 14 Arriazza e con il numero 12 Di Maria davanti al portiere che è Mazzola. Partita sbloccata da Fuschi, poi c'è stato il raddoppio di Paesano a segno, poi per il Città di Palermo Di Maria, infine Mushin per il punto del 3-1. Mushin su tiro libero. Intanto c'è l'avanzata nuovo di Mushin che cerca l'altra parte Paesano, la suolata Paesano e la rete del 3-1 e la doppietta del piccolo brasiliano che è già entrato nel cuore del Real Termini e realizza il poker. Dunque intanto c'è un fischio, calcio di punizione, primo fallo commesso dal Real Termini. Che viene eseguito con la parata di Dalba senza alcun problema. Intanto la spinta di Dorio su Fuschi, l'arbitro lascia giocare, allora Dorio è un 4 contro 3 per il momento per il Città di Palermo. Dorio, la spaccata di Dalba che poi da campione anche sul Rizzo, esplode una piccola frangia di pubblico qui al volo Di Maria. Calciare, si perde fuori i primi 2 minuti e 8 secondi che se ne sono andati. Torna Lucchese in luogo di Cirrincione. Paesano intanto prova a far viaggiare Mushin, una gran palla Mushin sul fondo, complice anche l'opposizione da parte di Mazzola. Adesso squadre lunghe, qui Dorio la perde con l'urlaccio quasi liberatorio da parte di Dalba che ha detto al suo compagno lasciala lì, fallo uscire che poi ci penso io a farla giocare dal fondo. Mushin, Arriasa anche da Di Maria su di lui, lo ferma quest'ultimo, poi Arriasa pulisce. Dorio, Rizzo,
ancora Dorio per Rizzo, si è inserito, Rizzo la tiene, poi Paesano gliela sradica, Muscin con la giocata, Lucchese con Fuschi, ancora i due, chiamati in causa D'Alba che può lanciare Fuschi, palla troppo a stringere dall'altra parte del campo, non poteva arrivare Gianmario Fuschi e poi incoraggia i compagni, lui che è diciamo una sorta di vice capitano, il vero capitano, almeno quello che porta la fascia, è quello che sta per entrare, ovvero sia Dell'Aria, che ha giocato un primo tempo sublime e non soltanto per l'assist per il 2-0 di Paesano. Intanto conclusione di Dorio, ribattuta, sarà fallo laterale. Di Maria punta Fuschi, lo evita ma il campo finisce, allora sarà fallo laterale per il Real Termini. Fuschi che adesso lascia il posto a Dell'Aria. Qui Dell'Aria contrastato, altro tocco contestato dal Città di Palermo, che poi fa il recupero con Di Maria, la palla a Dorio, poi Lucchese in fallo laterale. Laterale Dorio cambia fronte per Arriasa che non controlla bene, allora agevola il recupero di Lucchese, Muscin la fa scorrere per Paesano, Paesano fermato da Dorio, rimessa Real Termini. Con Lucchese, Muscin passa Muscin, anche favorito dal blocco, guadagna l'angolo sull'intervento di Dorio ai suoi danni. Muscin la mette dentro, viene intercettato da Dorio che prova a spingere la ripartenza del Città di Palermo. Il tocco per Arriasa scivolando, la mette fuori. Questa era un'ottima opportunità per Arriasa. Lucchese, Muscin affrontato, bella palla, rimane lì, viene anche colpito involontariamente il 7 in maglia azzurra, e allora Di Maria, spalla alla porta, che c'è il tentativo di giocata che non riesce, allora pallone che si perde oltre la linea di fondo campo, c'è comunque un calcio d'angolo guadagnato nell'occasione da Alessio Esposito. Alessio Esposito col 22, Nino Esposito col 23. Intanto conclusione deviata, vediamo se esce Real Termini con l'avanzata di Lucchese. Lucchese già dall'altra parte ha cercato il taglio, poi da Dell'Aria, poi ancora Muscin, doppia ribattuta di Mazzola, un po' di confusione, ancora Muscin, ancora Dell'Aria che recupera, ma ancora Muscin, e l'intervento di Mazzola mentre va giù Dell'Aria, e qui c'erano gli estremi per la quinta marcatura del Real Termini, mentre Rizzo fa posto a Benny Napoli. Paesano, Lucchese, Dell'Aria affrontato da Dorio, rimessa Real Termini. Qui c'è l'anticipo da parte di Esposito, allora riparte il Città di Palermo, proprio con Esposito, conclusione improvvisa, forse anche un po' improvvisata, che si perde fuori. Se ne sono andati i primi 5 del secondo tempo, ultimo quarto d'ora di gioco, 4-1 Real Termini, che qui spreca la palla che esce poco prima del centrocampo. Di Maria, Dorio fa passare per Napoli, Paesano su di lui, fa sentire la presenza, allora si ricomincia da Dorio. Marco Di Maria, ancora per il suo capitano che apre per Esposito,
scivola Di Maria, gli prende il tempo Paesano che spinge la ripartenza, 2 contro 1. Paesano passa dal centro, preso in controtempo dell'aria, mentre rimosso giù Paesano. Si è rialzato Giovanni Assunzao Paesano, senza dubbio una delle più belle scoperte, almeno dopo i primi 25 minuti e mezzo di gioco, ma è andato un attimo a sedere in panchina a riprendersi l'ex giocatore del Mazara Futsal, e dunque qualche secondo in più in campo per papà Gianluca Isgro. Sappiamo, da appassionati di futsal e non solo, l'emozione che deve aver provato nel vedere il figlio Anthony impegnato in nazionale nei mondiali under 19 qui dell'aria, con la pressione su Napoli. Esposito, serie di finte, porta spasso del pallone, Isgro non gli lascia però spazio, ancora Esposito, palla fuori. Tutto tempo che scorre, tutto ossigeno per il Real Termini, che qui prova ad uscire con Mushin, tunnel e servizio per Isgro che scucchiaia, la tocca appena Napoli e di fatto disorienta dell'aria, che alla fine non tocca, quindi guadagna fallo laterale, però intanto una palla che non funziona per Mushin. Allora Città di Palermo con Salguero, Napoli al tiro d'Alba in calcio d'angolo. La battuta qui ad ispirare De Lisi, poi la palla arriva da Esposito che colpisce il palo, ancora Esposito e D'Alba c'è. Scampato pericolo qui per il Real Termini. Esposito però sta cercando di dare un po' di brio, un po' di vivacità, ma attenzione a Lucchese dall'altra parte con lo scambio con Sgro. Lucchese, la respinta di Mazzola, ancora palla per il 10. Lucchese, serie di finte, prova a piazzarla, non ci riesce, la tiene però, poi la pulisce e ricomincia. Isgro, ancora per Lucchese. Mushin, ancora per Isgro, scambiano i due. Prova a riciclare il pallone il veterano, che adesso sta prendendo anche la via della panchina. Mentre Salguero mette il pallone in fallo laterale ed è una rimessa per il Real Termini con Isgro e con Lucchese. Isgro fermato da De Lisi, l'ultimo tocco è del numero 6 in maglia rosa. Qui la perde dell'aria, uno dei primi errori della sua partita. Salguero prova a innescare Esposito. Esposito fermato da Lucchese, per la ritrova con la sua fisicità. Esposito, serie di finte. Esposito! D'Alba in calcio d'angolo, si dispera e fa bene il numero 22 in maglia rosanero, Alessio Esposito, perché sta avendo lui le palle gol, sta cercando di trascinare lui la sua squadra, però il punteggio continua a non sbloccarsi, continua a dire 4-1. Mentre qui intanto alla battuta per Napoli, che ultimo uomo va a attende dell'area, che non vuole spendere il fallo, e allora Napoli riesce a girarsi. Salguero, l'arbitro fischia, ammonisce sia dell'area sia Napoli, si direbbe reciproche scorrettezze in questa circostanza, e per dell'area è il secondo cartellino giallo, quindi dell'area è espulso.
qui un po' da chiarire la situazione. Al momento il conto falli dice un fallo a testa, si riparte credo con una palla scodellata per il mentre va a sedersi in panchina Gianmario Fuschi. Dovrebbero essere 3 minuti netti. La palla è del Real Termini che può gestirla. Mentre si perde ancora tempo perché dall'area deve lasciare non solo il terreno di gioco ma anche l'area antistante il campo. Calcio di punizione intanto per il Real Termini. Manda in campo Isgro, Lucchese e Mushin. La squadra bianco-blu, mentre si incarica di asciugare il pallone e di asciugare il campo soprattutto Gianmario Fuschi, mentre non è riuscito a tenere in gioco il pallone Lucchese. Si riparte. È iniziato il periodo di superiorità numerica del Città di Palermo, che può andare alla ricerca del gol. Ricordo che ovviamente se dovesse segnare la squadra rosanero si annullerebbe la superiorità numerica, tornerebbero 5 contro 5. Praticamente possiamo stare a telecamera fissa per qualche secondo almeno. Invece Di Maria si smentisce subito, va al tiro, c'è stata deviazione, calcio d'angolo. (8:32), intanto qualche piccolo problema al cronometro. Qui il numero di Lucchese che vuole tenere palla, sempre Lucchese, non la tiene in campo. 8:40, calcio d'angolo per il Città di Palermo che la rimette. Dorio scambia con Arriazza, poi c'è anche Di Maria e c'è Rizzo, cerca la tecnica, cerca il fraseggio, perché i giocatori più abili nei tocchi brevi e rapidi come Di Maria, che la controlla con un braccio. Si spegne un'azione e soprattutto se ne va praticamente un minuto. Isgro va a lanciare per Mushin che cerca la volée, non la trova. Ci avviciniamo, come vedete, anche alla metà del secondo tempo. Dorio, Di Maria cerca la palla dentro, fallo laterale per il Città di Palermo che insiste, non può fare altrimenti. Arriasa per Di Maria, respinge Isgro, vediamo se la tiene in campo, non ci riesce. Dorio rimette subito. Arriasa per Rizzo che prova a scucchiaiare, viene fermato. Deve giocarla subito D'Alba. Lucchese non passa. Rizzo, Dorio in due tempi. Anthony D'Alba che cerca di metterla subito lunga per Lucchese. Lucchese la tiene, soprattutto la tiene lontana. Arriasa gliela recupera, poi ancora Lucchese. Torna anche Mushin. Finta la suolata, poi va da Isgro che non riesce a servire Lucchese. Momento di fatica per il Città di Palermo che però scuote per il Real Termini. Dorio al tiro sul fondo. Si torna in parità numerica, torna Paesano, torna Fuschi, dall'altra parte entra Salghero. Paesano, Mushin, ancora Paesano. Il 7, l'8, il 9 e il 10 in campo per Isgro e Labita. Lucchese, Paesano, la alza dove c'è Arriasa che la tiene. Arriasa affrontato da Fuschi, l'arbitro fischia.
a Riasa. Tra altre cose credo che sia anche la prima volta in cui i due spagnoli contemporaneamente in campo, sia a Riasa sia a Salguero. Intanto occhio a questo calcio di punizione. 10 minuti 26 secondi, come vedete da cronometro, si sono giocati. Il punteggio premia ancora col triplo vantaggio il Real Termini Recogest. Calcio di punizione con la battuta, uno schema per favorire a Riasa. Al tiro sul fondo. Prova anche un po' a rifiatare, ovviamente non si può dire giocare col cronometro in questi casi perché si gioca a tempo effettivo, ma sicuramente si può dire giocare con le energie, gestire le energie per un Real Termini che chiaramente si sta rodando pian piano, gioca contro una squadra che per quasi la totalità del roster è la stessa della scorsa stagione e anche di quella precedente. Qui intanto passa Napoli, ma Talba alza il muro e dice di no. Qui intanto attenzione però alla ripartenza. Paesano per Fuschi che la tiene, viene chiuso da Arriasa. L'ultimo a toccare dovrebbe essere un po' di storie tese. E chiama time out la panchina del Real Termini. 9:03 da giocare, il punteggio dice 4-1 per la squadra di Isgro e la B. Riassumiamo un po' la situazione. 4-1 per il Real Termini, per quelli che si fossero appena messi in visione e all'ascolto. 4-1 per il Real Termini sul Città di Palermo, 9:03 da giocare. C'è un fallo laterale per la squadra di casa, ricordo 4-1, primo tempo chiuso col 3-1 in virtù delle reti messe a segno da Fuschi, Paesano e Mushin per il Real Termini in mezzo alla rete di Di Maria. Poi il 4-1 segnato ancora da Paesano. Ricordo che la squadra di casa ha perso per espulsione il capitano dell'area. Qui intanto Fuschi, Lucchese, la palla girata, poi Paesano per Lucchese, uscita di Mazzola che si oppone benissimo. Delisi, Salguero fermato da Fuschi, l'arbitro fischia calcio di punizione, terzo fallo commesso dal Città di Palermo. Qui tutta l'esperienza del classe 78 Gianmario Fuschi. Paesano, eccolo Fuschi, Lucchese va a lungo, cerca Mushin, trova le mani di Mazzola che la rimette subito in gioco, aggira i 4 secondi, riesce anche con una bella giocata Mazzola a servire Delisi. I due hanno giocato insieme
negli 89ers qualche anno fa. Poi Mazzola ha trovato spazio nel roster del Città di Palermo, seguito anche da Delisi l'anno scorso a San Vito Lo Capo in C1 sotto la guida di un suo vecchio compagno di squadra come Mauro Basile. Qui ancora Mazzola in uscita disperata, sta cercando anche di prendere un po' di coraggio. L'anno scorso Mazzola al Città di Palermo affiancato da un'altra vecchia volpe come Nino Immesi, mentre qui intanto bravissimo ancora D'Alba su Rizzo. Paesano va a lungo, Bushin il fondo, 7:20 da giocare, sfiora la cinquina, il Real Termini sfiora la doppietta personale Shitui Mushin, mentre qui ancora Paesano che però viene fermato. Attenzione alla giocata di Delisi, intercetta D'Alba sul suo palo, arriva a tutto Casso Lucchese, non lo serve Mushin che va in proprio, lo ferma Benny Napoli che poi tiene lontano il suo avversario, calcia più lontano che può, alla fine concede fallo laterale. Ultimi 7 minuti in corso. Deve produrre l'ultimo sforzo in Real Termini per cercare di portare a casa, di far sua la partita. Napoli. Di Maria. Delisi. Palla di Esposito, eccolo qua al tiro, la deviazione di D'Alba, poi Salguero 2 volte, D'Alba, è una saracinesca, Anthony D'Alba che nega il gol del 2-4, sta tenendo i suoi a 3 gol di vantaggio con una serie di grandi interventi. Intanto torna Isgro al posto di Paesano, il suo primo tocco a rientro in campo è errato, non si accontenta del fallo laterale Esposito, mentre cambia il portiere. Il Città di Palermo che si affida al quinto uomo che sarà Marco Di Maria, entra anche Bartolo Rizzo. Qui intanto attenzione ad Arriasa, Napoli, Rizzo, ancora Rizzo che scambia con Napoli, poi cerca di allargarsi, tocca per Di Maria, poi la palla messa fuori, rimessa per il Città di Palermo che insiste. Ultimi 5 minuti in arrivo qui al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Di Maria, passaggio intercettato, poi Isgro bruciato da Rizzo. Rizzo non riesce a liberarsi, poi ci prova in mezzo a una selva di gambe, viene fermato poi il tiro di Arriasa e ancora Anthony D'Alba. Tanto Dorio prende il posto di Esposito, eccolo Dorio, Arriasa, Dorio ancora, Napoli, Arriasa, Dorio, tocco ancora per Napoli nuovamente, Dorio, scambiano i due, Arriasa, tutto chiuso per il Real Termini che per il momento si difende, poi un rimpallo per poco favorisce Dorio, Lucchese calcia, la palla finisce in porta, c'è il fischio che scontenta senza dubbio il Real Termini perché sì, è il quarto fallo. Dovrebbe essere il quarto fallo commesso dal Città di Palermo. Per il momento ne vengono ravvisati 3.
riprende Fuschi con Isgro, si rimane 3-2 per il conto falli. Paesano e Sgro insieme per la prima volta in partita. Qui è bravo l'ex Mazzara a recuperare, poi Lucchese resiste una carica di Rizzo. Paesano passa, lo ferma Rizzo, questa volta recuperando palla. Dorio dà il tempo a Marco Di Maria di togliere il fratino e di entrare a giocare 5 contro 4. Eccolo Dorio. Napoli. Di Maria prova a passare in mezzo, non ci riesce, chiuso Isgro, rimessa a Città di Palermo. Dorio per Napoli al tiro, respinge D'Alba, poi Lucchese, la porta è vuota. Lucchese delle Settine, il cuore della Chiesa e Setti Carraro e il gol del 5-1. La tattica del quinto uomo produce quello che ci si poteva aspettare, ovvero sia la rete con la conclusione dalla lunga distanza. 3:33 da giocare nel secondo tempo e Real Termini che inizia a sentire odore di passaggio del turno. Riprende il gioco con Cappello che mantiene il quinto di movimento, che è sempre Marco Di Maria. Eccolo Di Maria. Dorio. Poi lo scambio che favorisce Salghero. Il gol del 5-2. Magra per il momento consolazione per i Città di Palermo, la rete di Salghero. Prima partita, primo gol in rosa-nero per il classe 2002 spagnolo. Tanto si vede proprio da qua sopra, non so se riuscite a vederlo anche voi, la chiazza di sudore, adesso la vedete anche voi. Tanto pallone recuperato, ultimi 3 minuti in arrivo, attenzione perché è sbilanciatissimo, Real Termini e c'è il gol del 5-3 firmato da Napoli. Attenzione perché in un amen si porta a meno 2 quando mancano 2 minuti e 50 secondi alla fine. E attenzione perché adesso la pressione è totale da parte del Città di Palermo che non ha nulla da perdere. Fuschi prova a far passare per Paesano che la tiene in campo, cerca Fuschi dall'altra parte, Fuschi ci arriva, poi cerca per un attimo il contatto, non lo trova perché è bravo Dorio. 2,5 da giocare. Di Maria, tocco per Arriasa, Salghero, Napoli, è suo il gol che ha riaperto la partita ed è suo il gol che porta il Città di Palermo a -1. 2,18 da giocare in un minuto effettivo. In un minuto effettivo 3 gol del Città di Palermo che adesso ci crede, adesso ci spera nella clamorosa rimonta. Qui Isgro va a lungo, cerca Mushin, la palla esce. Ultimi 2 minuti in arrivo, torna Di Maria in campo. Ovviamente con la maglia diversa, con la maglia viola del portiere, perché va a sostituire proprio il portiere. Dorio, tocco per Salghero, attenzione qui alla deviazione, calcio d'angolo sull'intervento di Isgro su Arriasa. Napoli, Salghero, va sotto l'Arriasa, 5 pari, Arriasa, all'improvviso il momento migliore e clamorosamente
Intanto si riprende Lucchese, cerca la traccia centrale per Paesano, fermato da Dorio, in fallo laterale, 1:24 da giocare. Isgro, il tocco per il tiro deviato di Mushin, spazza Dorio, fallo laterale. Tanto sono 4 i falli del Città di Palermo, effettivamente forse prima il direttore di gara, o meglio l'ha detto al cronometro, l'ha detto al tabellone, non ha ravvisato il fallo in precedenza. Attenzione a Lucchese che si è liberato, Mushin, palla troppo lunga, e questa è un'occasione che potrebbe pesare perché Mushin era solo. 55 secondi alla fine, addirittura torna col quinto uomo il Città di Palermo, c'è Di Maria che si è sganciato, attenzione qui a Salghero, sopra la traversa. 47 secondi alla fine, c'è Lucchese che calcia, Mazzola non è rientrato, Dorio, ma che cosa ha preso, ma da dove è spuntato? Di testa, l'ha tolta dall'incrocio, incredibile, partita incredibile al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro. 45 secondi alla fine, Gianluca Isgro chiama il pallone, chiama lo schema e va ad eseguirlo. Paesano, Mushin, Lucchese evidentemente vuole provare a tenere palla fino alla fine, non vuole concedere occasioni Gianluca Isgro, ma attenzione a Paesano perché punta, il tocco per Lucchese davanti a Mazzola e qui Arriasa si immola, fondamentale Arriasa non solo per il gol del 5 pari ma anche per questa chiusura fantascientifica.